Appena sveglio, Joachim aprì la 10ª finestrella del calendario magico. Il disegno rappresentava un angelo in cima a un campanile. Il solito foglietto ripiegato si staccò dal calendario. Joachim lo svolse e cominciò a leggerlo. La storia di Muriele. Era caduta a Paderborn alla fine del 1200, nella piccola città a metà strada fra Hannover e Colonia. Giunse di corsa un vispo branco di pecore seguito da 2 pastori, un re moro, una bambina in giacca rossa e un angelo con le ali spiegate. Si fermarono poi davanti a una chiesa che sorgeva nel mezzo della città. La chiesa di San Bartolomeo, annunciò Israele, fu costruita nell'anno 1000 e porta il nome di uno dei 12 discepoli di Gesù. Di lui si narra che sia andato fino in India a parlare del figlio di Dio. Elisabeth aveva notato qualcosa. Indicò il tetto della chiesa. Lassù c'è un uccello bianco. Un sorriso illuminò il volto dell'angelo. Magari lo fosse, sospirò. Qualche secondo più tardi, quello che Elisabeth credeva fosse un uccello si alzò in volo e volteggiando in direzione scese volteggiando in direzione dei pellegrini. Prima ancora che toccasse terra, Elisabeth capì che non si trattava affatto di un uccello. Era un angelo, ma non poteva essere un angelo adulto, poiché era più o meno della sua statura. L'angelo bambino atterrò proprio ai piedi di Elisabeth. Che gaudio! Esclamò. Mi chiamo Muriele e vengo con voi a Betlemme. Giosuè il pastore picchiò il bastone sul selciato. A Betlemme! A Betlemme! Ripresero la corsa, uscirono dalla città e si avviarono per le strade e viottoli. Muriele in testa davanti alle 5 pecore, così il corteo dei pellegrini aveva ora un angelo di guardia alle 2 estremità. Videro di sfuggita villaggi e città, ma non si fermarono prima essere giunti nella città di Colonia. Israele aveva spiegato che l'itinerario attraversato dall'Europa era stato studiato in modo da evitare che il corteo fosse avvistato da troppe persone. L'orologio indica l'anno 1272 d.C., disse Israele, mostrando una grande cattedrale in costruzione. Stanno costruendo il maestoso Duomo di Colonia, che non sarà tuttavia ultimato se non tra qualche centinaio d'anni. Giosuè il pastore batté la mazza. A Betlemme! A Betlemme! Ammirarono lo stupendo paesaggio ed Elisabeth domandò a Israele se conoscesse Muriele da molto tempo. L'angelo trovò la domanda molto divertente e non poté fare a meno di ridere. Tutti gli angeli del cielo si conoscono da sempre. Siete in molti? Siamo una folta schiera. Ma allora come potete conoscervi tutti? Abbiamo avuto tutta l'eternità per fare reciproca conoscenza e come avrai capito si tratta di un periodo lunghissimo. Joachim non poté fare a meno di sorridere quando sentì improvvisamente la madre nel corridoio, ma non aveva tempo di nascondere il fogliettino nel cofanetto segreto. Lo fece allora scivolare in fretta sotto il cuscino. La mamma si chinò sul letto per guardare il calendario. Un angelo sul tetto di una chiesa, osservò. A quel punto dimenticò di tenere la bocca chiusa quanto aveva appena letto nel foglietto. È Muriele, l'angelo bambino. Sua madre lo guardò. Muriele? Sta seduto in cima alla chiesa di San Bartolomeo. Sua madre non ribatté nulla, ma chiamò il marito. Quando lui entrò in camera, la mamma chiese a Joachim di ripetere il nome della chiesa, dell'illustrazione. Ahimè, soltanto adesso Joachim si rese conto di aver parlato troppo. Chiesa di San Bartolomeo, continuò. Bartolomeo era andato fino in India per parlare di Gesù, ma la chiesa si trova in Germania, a Paderborn, o qualcosa di simile. I genitori immobili si scambiarono un lungo sguardo. Vado a vedere nell'enciclopedia, dichiarò il papà, così verifichiamo. Ritornò con la faccia strannulata. È tutto esatto, la città si chiama Paderborn e là c'è davvero un'antica chiesa intitolata San Bartolomeo. E dove hai sentito parlare di Bartolomeo, ragazzo mio? A scuola. Domandò il padre. A scuola.
Dici la verità? Sì, mormorò Joachim. Erano tutti in ritardo adesso, per cui non si parlò più di Bartolomeo, Muriele o Paderborn. La più grande vittoria di Joachim quella mattina fu quando riuscì a nascondere il foglietto nel cofanetto segreto, prima di correre a scuola. La chiave la nascose fra i libri nello scaffale. La madre era già a casa quando ritornò da scuola. Aveva aperto il cofanetto segreto. La mamma aveva fatto quello che aveva promesso, Di non fare mai. Aveva mancato una solenne promessa. Sul tavolo giacevano tutti e 10 foglietti di carta che Joachim aveva trovato nel suo magico calendario di Natale. Era furibondo. La collera nei confronti della madre era così violenta che avrebbe voluto picchiarla. Voi due mi avete promesso che il cofanetto segreto era soltanto mio e che non lo avreste mai aperto. Allora mi avete raccontato bugie e per di più avete rubato, aggiunse Joachim. Avevamo messo da parte i foglietti per farne un pacchetto da regalare a voi per Natale. Dichiarò infine che si sarebbe sbarazzato del magico calendario. Poi scoppiò in pianto, corse via e andò in camera sua. Per nulla al mondo li avrebbe perdonati. Passò un bel po' di tempo, poi qualcosa cominciò a cantargli nell'orecchio e quel canto diceva presto a poco: Sabete basso. Non aveva ancora detto loro di aver conosciuto Johannes. Questo almeno era ancora un segreto tutto suo. Sentì bussare, non rispose. Dopo qualche secondo il padre aprì lentamente la porta. È vero, abbiamo fatto una cosa sciocca, mormorò. Subito dopo entrò anche la mamma. Puoi perdonarci? Mi domandò. Joachim teneva gli occhi bassi. Non ne sono sicuro. Avete letto quello che è scritto nei fogli misteriosi? Sì, rispose la mamma, io li ho letti, ma non so in quale ordine siano usciti dal calendario. Vorresti indicarcelo? Joachim riflette per alcuni istanti. E va bene, in fondo si sentiva sollevato per come erano andate le cose. D'ora in poi non sarebbe più stato costretto a nascondere niente. D'ora in avanti il magico calendario di Natale sarebbe appartenuto a tutta la famiglia.